Buongiorno, ben ritrovati in questa domenica 21 maggio insieme, la nostra prima edizione per raccontarvi i fatti principali delle ultime ore accaduti in Veneto, ma non solo perché la cronaca ci porta con un aggiornamento fuori regione nel vicino Trentino Alto Adige per un drammatico fatto di cronaca che leggiamo dalle pagine del Gazzettino.it. Trento, i cadaveri di mamma e figlio sul greto del Noce ai piedi di un ponte. Il bimbo aveva 4 anni. Secondo una prima ricostruzione la donna di 41 anni si sarebbe lanciata dal ponte di Mostizzolo da un'altezza di circa 90 metri. Il ritrovamento in Val di Sole, questo insomma la prima ricostruzione di quanto accaduto, con l'allarme scattato intorno all'1 della scorsa notte dopo che un automobilista aveva notato un'auto con le luci di posizione accese nei pressi del ponte. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati oltre i carabinieri, i vigili del fuoco di Trento, il soccorso alpino, il personale sanitario e l'elisoccorso, ma solo alle prime luci di oggi anche con l'aiuto di un elicottero dei vigili del fuoco sono stati individuati i cadaveri di mamma di circa 41 anni e del suo bimbo di 4 anni. E torniamo in Veneto, andiamo nella Marca Trevigiana perché continuano al momento senza esito le ricerche di Anica Panfile, 31enne di origini romene, residente a Treviso, di cui non si hanno più notizie da 3 giorni. Giovedì pomeriggio il compagno l'aspettava a casa ma non è mai tornata dal lavoro. La denuncia del compagno ha fatto scattare le ricerche dei carabinieri e delle forze dell'ordine coordinate dalla prefettura. Al momento della scomparsa la donna indossava tuta con felpe e cappuccio di colore grigio e scarpe sportive di colore rosa. Chi la dovesse vedere o incontrare chiami la centrale operativa dei carabinieri allo 0422 5101, ripeto 0422 5101 o il 112. E restiamo in provincia di Treviso con l'omicidio di Varago di Maserata. Alla fine della prossima settimana la partenza della salma di Aymen verso l'Algeria per la sepoltura. Nel frattempo tra ieri e oggi via vai di familiari e amici all'obitorio di Treviso per un ultimo saluto. Sotto la pioggia incessante, poco a poco, arrivano i genitori, la famiglia e gli amici di sempre, gli amici di Varago. Davanti c'è la salma di un ragazzo di 17 anni che non potranno più salutare, con il quale non potranno più vivere o scherzare. Dopo l'omaggio di fronte alla sua abitazione, 2 giorni dopo la tragedia, è il momento più duro, quello di vedere per l'ultima volta Aymen. Domani toccherà ai compagni di classe dell'Istituto Besta di Treviso. È il mesto preludio all'addio. Lunedì pomeriggio al più tardi martedì mattina, sempre all'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello, si svolgerà la cerimonia islamica che prevede il lavaggio della salma e la preghiera. Poi la bara verrà portata a Cremona, all'agenzia di pompe funebri individuata dal Consolato Generale d'Algeria per il trasporto nel paese del Nord Africa, che avverrà venerdì da Milano. Infine la sepoltura nella città natale della famiglia di Aymen, Relizzane. Un cerchio che si chiude, mentre un altro resta aperto, quello delle indagini, per capire fino in fondo cosa è accaduto in quel maledetto 11 maggio. I familiari rigettano con tutte le forze l'ipotesi di una rapina per la droga e che Elia Fiorindi, 18enne in carcere, abbia agito per legittima difesa. E secondo il loro legale, l'avvocato Luciano Meneghetti, la morte pressoché istantanea di Aymen farebbe saltare la ricostruzione della difesa, cioè che il ragazzo abbia rincorso il 18enne che l'ha ucciso. Ma quello è un punto da chiarire, perché obiettivamente, così come hanno riferito i consulenti, la lesione mortale è tale da non consentire un lungo percorso di inseguimento. Però su questo ho chiesto al mio consulente, al dottor Cirnelli, un approfondimento dal punto di vista scientifico circa la compatibilità della lesione con quella che è il gesto indicato dal mio assistito relativamente all'inseguimento subito. Ma è un'indagine tutt'altro che conclusa quella affidata ai carabinieri e alla procura, chiamati anche a scoprire se davvero Aymen avesse un secondo coltello, come ha raccontato Elia Fiorindi, e se sì, dove sia finito e chi l'abbia fatto sparire. Svanito come un altro elemento decisivo a mancare, il cellulare dal quale la vittima non si separava mai.
Sta intervenendo la Farnesina nella vicenda di Ilaria De Rosa, trevigiana 23enne di Resana, fermata un paio di settimane fa in Arabia Saudita con l'accusa di traffico internazionale di droga. La Farnesina è in contatto con il procuratore del paese arabo e personale diplomatico avrebbe preso contatti diretti con la giovane per assicurarsi delle sue condizioni e per capire i contorni della vicenda che hanno portato al suo fermo. Minacce alla prima cittadina di Arzignano, Alessia Bevilacqua, ferma la condanna del gesto da parte di ANCI Veneto. Intanto le istituzioni vicentine fanno squadra, martedì un consiglio provinciale proprio ad Arzignano. Dopo la busta con proiettili recapitata al sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, il presunto autore del gesto era tornato sotto il comune ieri urlando e inveendo. Solidarietà e ferma condanna degli episodi da parte delle istituzioni e arriva l'invito del presidente dell'ANCI Veneto agli amministratori, spesso esposti ad atti intimidatori, a fare squadra. È l'ennesimo atto intimidatorio e minaccia nei confronti di un sindaco. Tutta la nostra solidarietà e vicinanza al sindaco Bevilacqua. Ricevere questo tipo di intimidazioni anche addirittura attraverso buste con pallottole è davvero sgradevole e mina quella sicurezza e serenità che devono essere invece una delle caratteristiche di coloro che decidono di amministrare il bene comune e di servire la propria comunità. Quindi condanniamo convintamente questi gesti. La cosa che dobbiamo evitare è che il sindaco si senta da sola, no? Intanto per martedì 23 maggio è stato convocato un consiglio provinciale straordinario ad Arzignano in cui saranno invitati tutti i sindaci dell'area proprio per manifestare vicinanza e solidarietà alla prima cittadina, bersaglio delle minacce da parte dell'uomo che è stato denunciato e destinatario di un avviso orale emesso dal questore, oltre ad essere stato sottoposto a vari divieti, tra cui quello di possedere armi e liquidi idonei ad arrecare offese alle persone. Un caso isolato nel panorama vicentino che annovera nei primi mesi del 2023 un trend relativo agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori in calo rispetto al 2022, in cui nell'arco dell'anno sono stati registrati dalla prefettura 13 episodi, molti dei quali riconducibili a contenuti ingiuriosi via social. Anche nella provincia di Vicenza il trend è in diminuzione. Tra l'altro l'Osservatorio Nazionale per la valutazione e l'esame degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori ha confermato questo trend in diminuzione che già si era registrato nel 2022, quindi anche nel primo trimestre del 2023 è confermato il dato in decremento. Restiamo in provincia di Treviso con la cronaca e torniamo sul sito del Gazzettino per un aggiornamento che riguarda un incidente stradale accaduto alle 5 all'alba di oggi a Rossano Veneto in via Bassano. Ferita la conducente, i pompieri arrivati da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza la Renault mentre la giovane conducente cosciente era bloccata nell'abitacolo con il busto parzialmente fuori dal finestrino. Un vigile del fuoco è riuscito ad entrare nell'abitacolo dalla parte opposta e dopo i primi soccorsi ha liberato una gamba incastrata sotto la pedaliera. La giovane è stata quindi estratta dal finestrino, stabilizzata dai sanitari del SUEM e trasferita in ospedale. Per effetto della legge Cartabia, la ministra brasiliana ospite alla Biennale e borseggiata a Venezia non può denunciare il furto in quanto turista provvisoriamente in Italia. Il paradosso scatena l'ira degli albergatori, intanto la donna ha ricevuto le scuse della città da parte del prefetto. Il borseggio avvenuto nei giorni scorsi a danno del ministro della cultura brasiliano Margareth Menezes mentre viaggiava su un vaporetto ha scatenato la reazione del presidente di Confturismo Veneto. Pare che sia una modifica apportata con la legge Cartabia per cui il cittadino italiano deve sporgere denuncia perché si possa perseguire lo spacciatore, mentre il cittadino straniero, se è straniero residente stabile in Italia, può farlo. Il cittadino di passaggio, lega turista, non può farlo. Allora questo significa comunicare ai malviventi nostrani, quelli abusivi sul territorio dello Stato e a tutti quelli del Mediterraneo: venite in Italia perché in Italia potete scippare i turisti tranquillamente e non vi succederà nulla. Micheli si è appellato al ministro alla giustizia Carlo Nordio. Confido nella sensibilità del ministro Nordio che, avendo operato tra l'altro a Venezia
risiedendo a Treviso capisce cosa significa il concetto di ospitalità per il nostro paese. L'ospitalità si basa su due cose, lo prova lei, lo provo io, lo prova chiunque ci stia sentendo quando va all'estero. Dove vado? Vado in un paese dove sono sicuro e ho una buona sanità. Qualora questo messaggio passasse, e a questo punto passa per forza perché è finito sui giornali, lei si immagini a cosa potenzialmente possiamo andare incontro con la stagione estiva. Intanto la ministra Menesis, che era a Venezia per la Biennale di Architettura, è stata ricevuta dal prefetto di Bari, che le ha espresso la propria vicinanza e quella delle istituzioni per il furto subito. Per avere giustizia ha scritto anche a Sergio Mattarella e a Giorgia Meloni, ma nessuno ha risposto all'appello della vedova di Andrea Soligo, il giovane di Vedelago morto sul lavoro a Tezze sul Brenta. A Vicenza un incontro pubblico promosso dal CUB. Abbiamo scritto delle lettere, scritte di petto da me, al Presidente Giorgia Meloni, al Presidente della Repubblica Mattarella, al Procuratore Capo di Vicenza Luigi Bruno e al Dottor Nordio. Ad oggi però non abbiamo avuto alcuna risposta e questo silenzio da istituzioni così importanti fa ancora più riflettere. C'è anche il silenzio delle istituzioni a fare male. Quel silenzio che Giorgia Gatto, vedova di Andrea Soligo, il giovane elettricista di Vedelago morto sul lavoro il 5 gennaio 2022, sta cercando di rompere in ogni modo. Giorgia si batte per la riapertura delle indagini dopo l'archiviazione disposta dal Tribunale di Vicenza su quella fatale caduta da una scala a Tezze sul Brenta. Nessuno ha mai preso in considerazione determinati aspetti che andavano invece per contro esaminati. Cioè, ci sono state delle lacune nel svolgere queste indagini un po' troppo evidenti. L'inchiesta ha portato alla luce elementi che possono sostenere tranquillamente un'accusa in giudizio. La scala non era vincolata, dovrebbe essere vincolata alle estremità. Se non viene vincolata una scala, c'è la norma della sicurezza che ci impone che una seconda persona la trattenga. La Confederazione Unitaria di Base di Vicenza ha promosso un incontro pubblico sulla morte di Andrea intitolato significativamente Sicurezza sul lavoro e mala giustizia. Noi siamo sempre puntuali davanti spesso anche alle aule di tribunale proprio per far capire anche a chi è là dentro che noi ci siamo e che noi contestiamo queste morti. La morte di Andrea Soligo non è certo un caso isolato. Le morti sul lavoro sono una drammatica piaga del Veneto. Secondo i sindacati, le leggi sulla sicurezza rimangono spesso sulla carta. Aveva 25 anni, era ancora giovane, però era abbastanza adulto perché con 2 bambini, insomma, è una famiglia da tirare avanti. Mio figlio era contento di andare a lavorare, gli piaceva, non ha mai avuto... Cioè, era sempre disponibile anche al sabato, magari se c'era qualcosa da fare, era un ragazzo disponibile. Lasciamo la cronaca, andiamo a Venezia dove oggi si celebra la festa dell'Assenza, lo sposalizio del mare, avvenuto pochi istanti fa. Ci racconta come sta andando il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno e buona domenica Lorenzo. Buongiorno Francesca, buona domenica e buona giornata a te e ai nostri telespettatori. Sì, si è da poco celebrata la festa dell'Assenza, che è praticamente una delle feste più importanti della città di Venezia e anche il momento, diciamo, che un po' apre anche la stagione e si ricorda lo sposalizio di Venezia con il mare nel giorno della festa liturgica dell'Ascensione di Gesù. Per questo il patriarca Monsignor Francesco Moraglia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro stanno in questo momento da dove vi parliamo celebrando la messa. C'è anche il sindaco di Longarone, Roberto Parino, perché quest'anno Venezia si è gemellata proprio con la città di Longarone, per cui l'anello dogale questa mattina ai giardinetti reali di San Marco è passato dalla città di Odessa in Ucraina, che l'ha tenuto per il 2022, alla città di Longarone. È stato ricordato come Venezia, come la storia di Venezia si fondi su 2 ricorrenze di fede, 2 celebrazioni di fede, come la festa dell'Annunciazione di Maria il 25 di marzo, in cui la leggenda fa coincidere anche la nascita di Venezia, e appunto la festa dell'Ascensione di Gesù, in cui Venezia dall'anno 1000
al tempo dei Doggi della Serenissima ricorda lo sposalizio di Venezia con il mare. Perché questo sposalizio? Perché Venezia è legata in modo indissolubile all'acqua, e l'acqua è stata fin dai tempi di Doge anche un po' la difesa, le mura della città. All'acqua ha fatto riferimento anche il patriarca Francesco, che sta appunto in questi minuti presiedendo l'Eucaristia. Nella sua omelia ha ricordato come appunto il legame con l'acqua di Venezia sia indissolubile, ma poi ha citato anche la città di Longarone, con cui quest'anno si celebra il Giunraggio, dicendo che dal legno di Longarone si è fondata, arrivato via acqua qui a Venezia, si è fondata la storia della città, una città che è unica, e quindi il patriarca ha ricordato anche tutte le peculiarità di questa città, che è una città di centro storico ma anche di terraferma, la città metropolitana di Venezia, e poi ha citato parole molto importanti anche purtroppo quello che sta accadendo in queste ore in Emilia-Romagna, che vede Venezia comunque solidale, vicina a questa tragedia, esortando tutti a fare quanto possibile per rendersi utile, ma poi ricordando anche l'importanza di una sostenibilità della città, e quindi a questo anche richiamando una funzione di Venezia verso il futuro che sia proprio la capitale della sostenibilità. Quindi tanti contenuti, tante occasioni di festa, mancabile ovviamente il corteo. Questa mattina si sono svolte anche le tradizionali regate, che sono un po' lo sport di Venezia, le regate sia dei giovani che delle donne che anche dei campioni, quindi veramente una bellissima festa che per il momento è anche baciata dal sole, per cui il tempo è clemente e per cui tutto sta andando bene. Grazie davvero per questa cronaca in diretta Lorenzo Maier, buon lavoro naturalmente Lorenzo, e buona domenica ancora. Lorenzo Maier, che ieri ha intervistato in esclusiva il ministro della cultura Sangiuliano, ospite alla Biennale. Sentiamo le parole del ministro. Il suo rapporto con Venezia, ha detto ieri che è già venuto diverse volte anche da quando è ministro. Ma io da giornalista e da studioso mi sono molto appassionato alla storia di Venezia, ne ho letti tantissimi libri, ritengo che sia una storia eccezionale quella della città di Venezia, una storia di grande valore universale. Venezia è una delle capitali mondiali della cultura, non solo un'eccellenza italiana, e io cerco di riservargli l'attenzione che merita. Infatti da quando sono ministro, appena 7 mesi, sono già credo la terza, quarta volta che io vengo a Venezia. Uno dei miei primi atti è stato quello di firmare il piano paesaggistico del Veneto con il presidente Zaia. Poi ho visitato i musei di Venezia, mi sono reso conto un po' della loro condizione e sono pronto a lavorare per questa città che, ripeto, è una grande capitale mondiale della cultura, oltre che un'eccellenza, un vanto di tutti noi italiani. C'è un ottimo rapporto anche con le autorità locali? Assolutamente, in genere io cerco di averle con tutte le istituzioni locali, senza guardare il colore, le appartenenze politiche. In questo caso, diciamo, c'è qualcosa anche di umano, perché da anni sono amico sia del presidente Zaia che del sindaco Brugnaro. Ne ero amico loro da un punto di vista giornalistico, adesso diciamo cerco di mettere a frutto questa amicizia per intervenire a favore di Venezia. Ha un sogno per Venezia il ministro Sangiuliano, o un progetto che vorrebbe portare avanti insieme a tutti? Ma il sogno è quello che abbiamo visto anche in questa Biennale, cioè rendere Venezia ecosostenibile, perché Venezia ha il tema dei grandi afflussi turistici, ma deve essere visitabile da tutti, perché appunto c'è da sottolineare l'universalità di questa città, e quindi il mio sogno è lavorare per Venezia per renderla sostenibile, per renderla fruibile, per elevare anche la qualità dei servizi museali ai turisti. Per quanto riguarda Napoli, invece, che è la città del suo cuore, anche lo scudetto del Napoli, ci dice qualcosa su questo? Beh, ovviamente mi fa piacere. Io sono nato nel centro storico di Napoli, nel quartiere di San Lorenzo, in quella che i napoletani chiamano il corpo della città, diciamo la parte interiore della città, e ovviamente ho grande cura e grande attenzione per la mia città, che stiamo vivendo in questa fase un momento favorevole. È un sogno lo scudetto? Lo scudetto è importante. Ultimissime due cose che chiedo. La prima è questa idea della Biennale di puntare sull'Africa come tema di questa mostra, ha detto che è centrale, importante.
E poi venerdì ha voluto visitare anche il padiglione dell'Ucraina per dare un segnale, credo, a nome del governo. Sì, due scelte molto mirate. L'Africa ovviamente è un continente strategico per il futuro di tutta l'umanità, perché è il continente che demograficamente cresce di più, che va aiutato. Infatti il governo Meloni ha un progetto per l'Africa e quindi abbiamo dimostrato immediatamente attenzione all'Africa. Il nostro Presidente del Consiglio ha fatto visita ad alcuni stati africani e quindi c'è da continuare questo lavoro. Dobbiamo dialogare con le autorità, con i governi africani per portare avanti questo lavoro. Per quanto concerne l'Ucraina, il mio passaggio al padiglione dell'Ucraina è stata un'ulteriore sottolineatura diciamo, dell'aggressione che questo Paese aggressione violenta che ha subito in violazione del diritto internazionale da parte della Russia di Putin. Queste le parole dunque rilasciate in esclusiva per Media Nord-Est. Il nostro Lorenzo Maier, dal Ministro della Cultura San Giuliano, ha parlato dell'amore per Venezia, dei progetti per Venezia che dovranno passare inevitabilmente anche attraverso quelli che saranno, chissà, i futuri residenti di Venezia, gli studenti che oggi frequentano l'Università Ca' Foscari e che oggi a Venezia, come in altre città universitarie venete d'Italia, stanno protestando in tenda per gli affitti, il caro affitti, ma anche la carenza di alloggi proprio destinati a loro e destinati a loro poi in un futuro, quando lasceranno l'università e diventeranno magari lavoratori e residenti delle città universitarie. Insieme a me ringrazio per essere con noi Alice Bazzoli, studentessa, neolaureata, prossima alla magistrale a Ca' Foscari del collettivo LISC, e Eleonora Sodini, studentessa universitaria, scienze sociali, portavoce del collettivo LISC. Ben ritrovate entrambe. Allora, entrambe studentesse fuori sede, Eleonora è originaria di Roma e mentre Alice è della provincia di Brescia. Che cosa significa, inizio da te Eleonora, faccio un'unica domanda ad entrambe, essere studentesse fuori sede in una realtà come Venezia? Cioè, quando tu ti sei iscritta a Ca' Foscari, pensavi che avresti trovato tutte queste difficoltà nel trovare un alloggio con degli affitti compatibili con una studentessa universitaria? Entrambe poi lavorate, ci racconterete anche della necessità di mettere insieme studio e lavoro per vivere. Sì, diciamo che quando mi sono trasferita a Venezia non immaginavo sicuramente di incontrare così tante difficoltà nel trovare un alloggio, una stanza, anche perché comunque Venezia e Ca' Foscari sono anche, diciamo, famose, no? All'interno della scena non soltanto italiana, ma Ca' Foscari gode di un grande prestigio anche internazionale per quanto riguarda la sua università, per cui ecco, doveva essere, diciamo, cioè è a tutti gli effetti una città universitaria, Venezia, però vediamo che è una città, non è una città come le altre. A misura di studente. Assolutamente no. Le difficoltà che incontriamo ogni giorno sono innumerevoli. Partiamo dalla questione degli affitti e del caro affitti, ma Venezia è una città di per sé, diciamo, molto particolare, no? dentro cui vivere. E vediamo come nel pratico, ecco, il mercato immobiliare è fortemente proibitivo. Se pensiamo appunto che in media nel mercato appunto immobiliare privato una stanza ad oggi, una stanza singola non costa meno di 500 euro al mese escluse le spese. Parliamo di una stanza, significa di un letto, sì, no. Di una scrivania, quindi non di un appartamento. No, l'appartamento non è contemplato diciamo nelle opzioni quando ci si trasferisce a Venezia. È impossibile parlare di appartamenti, si parla di stanze che molto spesso, soprattutto il primo anno, i primi anni che non si conosce bene la città, è impossibile anche trovare delle stanze singole, perché ovviamente le poche che ci sono vengono anche subito prese o sono già occupate, per cui le stanze, si predilige la stanza in doppia o addirittura in tripla.
e le stanze in doppio e in tripla non costano meno di 300 euro al mese, 350 euro al mese adesso, perché poi nel frattempo il mercato è cambiato rispetto a quando sono arrivata 4 anni fa a Venezia, è ulteriormente aumentato nonostante ci sia stata comunque una pandemia di mezzo e una crisi economica non indifferente. Invece che diminuire e calmierare i prezzi degli affitti, questi vediamo che sono stati addirittura aumentati. Posso chiederti quanto paghi di affitto? Io pago 350 euro per una stanza singola, escluse le spese, ma io sono molto fortunata. Stavo per dirlo io. Sì, mi rendo conto tu del invece, privilegio. Alice? Io invece appunto pago 300 euro e sono in una stanza tripla, come diceva Eleonora prima, perché la situazione a Venezia, insomma, come diceva prima, è impossibile trovare un appartamento da soli, si va sempre a vivere in 4, in 5 nelle case private. Se invece poi proviamo ad affacciarci a quello che è il mercato delle residenze universitarie, anche lì la situazione non cambia, perché innanzitutto sono sempre affidate a dei privati e appunto i prezzi rimangono in linea con quelli del mercato immobiliare privato, se non addirittura al di sopra, per cui ci ritroviamo in stanze effettivamente, perché anche quelli non sono appartamenti, sono minuscole stanze come quelle di un hotel, a pagare prezzi addirittura al di sopra del mercato immobiliare. Si parla nelle residenze di Ca' Foscari di addirittura 900 euro al mese per una singola, per stare in spazi che poi in realtà non favoriscono la residenzialità studentesca all'interno della città, che è qualcosa su cui noi puntiamo moltissimo, perché come studenti e studentesse ci sentiamo a tutti gli effetti, vorremmo sentirci cittadini e cittadine della città in cui stiamo, ma la costruzione di questo tipo di residenze private ci impedisce anche tutto questo, sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale, perché sono dei grandissimi edifici ultramoderni che poco hanno a che fare con anche la struttura, no, della città, e dove all'interno trovi tutto, trovi il bar, la palestra, la lavanderia, ma che... Città nella città, in poche parole. Esatto, di fatto chiudono gli studenti in queste strutture e impediscono un accesso vero a quella che è la città e al suo tessuto sociale. Ora parleremo proprio di questo che è la chiave, probabilmente, parlando anche di Venezia, cioè di una città che si sta spopolando, che sta invecchiando e che potrebbe puntare proprio sugli studenti universitari, perché non siano delle meteore che passano per gli anni di studio e poi se ne vanno, e soprattutto magari se ne vanno all'estero, ma possano rimanere e rivitalizzare la città. Voi lavorate entrambe, perché non si può fare altrimenti per non pesare sulle tasche della famiglia? Assolutamente, io ho sempre lavorato come cameriera da quando mi sono trasferita a Venezia, ed è stato ed è tuttora l'unico lavoro che si riesce a trovare a Venezia. Sono tutti lavori all'interno dell'ambito del turismo, negli alberghi, nei ristoranti, con paghe che non permettono di pagarsi un affitto, perché io ho sempre avuto un contratto a chiamata, tra l'altro non prendevo più di 300-400 euro al mese, con le spese della casa, dell'università e della vita, diciamo, diventa sempre più difficile, con oltretutto contratti che raramente sono in regola, eccetera, perché appunto le politiche cittadine sono volte totalmente al turismo e alla turistificazione, e lavori per giovani studenti e studentesse che seguono magari anche il percorso universitario ce ne sono pochi, se non addirittura non ce ne sono, quindi riuscire a anche lì trovare un percorso che permetta, invogli i giovani a rimanere in città è difficilissimo. Ecco, Eleonora, quando si parla di città universitaria non è sufficiente avere l'università perché una città possa definirsi universitaria. Voi avete fatto questa puntualizzazione sugli affitti, cioè sono affitti del mercato immobiliare, non sono affitti rivolti agli studenti, e quindi servirebbe una politica che guardasse a voi con degli affitti calmierati che potessero rispondere alla vostra esigenza. Sì, esatto, cioè quello di cui noi abbiamo bisogno come studenti, ma anche come appunto gente che vuole rimanere a vivere in questa città, perché nonostante poi veniamo anche molto spesso demonizzati
organizzati, no? C'è sempre un po' questa divisione tra studenti e residenti. Noi siamo assolutamente contrari a questa retorica, noi anzi lottiamo anche per un'università migliore, proprio perché siamo convinte che in un'ottica appunto di ripopolazione della città e di prendersi cura anche della città e della comunità cittadina passi anche per l'università. Per cui ecco, noi abbiamo l'assoluta necessità che l'università, tanto quanto la politica istituzionale, riparta dalle esigenze degli studenti, che appunto hanno bisogno in questo momento effettivamente di una casa più che di residenze universitarie, hanno bisogno di anche politiche di lavoro che, come diceva giustamente prima Alice, cioè di politiche che ci facciano, diciamo, uscire da questo brutto loop che sono i lavoretti, i lavori, diciamo, questi contratti anche molto spesso in nero, oppure queste forme ibride, questi lavori neri ma dichiarati proprio al limite, no, della legalità, che non ci permettono di avere dei contributi, non ci permettono di maturare delle ferie, cioè non ci permettono di fare la vita che dovremmo fare dopo l'università, capito? Quindi... Cioè sarebbe ipotizzabile che ci fosse anche una collaborazione diretta tra l'università e il mondo delle attività, di quello che poi, tutto quello che ruota intorno all'economia di una città, perché ci fosse un interscambio. Si parla di, per le scuole superiori, di alternanza scuola-lavoro. Ipotizzare che ci sia un qualcosa che poi serve anche per il vostro futuro lavorativo di futuri residenti della città in cui state studiando. Sì, diciamo che di collaborazione... È fattibile? Sarebbe il sogno, sarebbe magari anche l'ora che, per esempio, noi, esatto, tu citavi l'alternanza scuola-lavoro, ma noi viviamo, diciamo, noi che facciamo l'università siamo anche, diciamo, costrette a fare gli stage, certo, no? Per carriera, e anche lo stage è una forma di lavoro non retribuito, non pagato, una forma di lavoro gratuito che assolutamente che non ci permette neanche di riuscire a lavorare mentre studiamo, perché o facciamo lo stage o lavoriamo, quindi questa cosa poi fa sì anche che i nostri percorsi di studio e le nostre carriere si aumentino nel tempo, insomma si diluiscono nel tempo, quindi andiamo fuori sede perché arranchiamo, perché dobbiamo fare il tirocinio e poi dobbiamo lavorare per pagarci l'affitto e poi dobbiamo studiare per gli esami, per cui alla faccia di Brugnaro che dice che noi ci andiamo a bere gli sprizzetti, noi in realtà siamo quelli che lavorano per quelli che gli sprizzetti se li bevono nelle osterie, ecco. Allora, noi ci dobbiamo fermare, abbiamo circa 3 minuti di pubblicità e poi torniamo con Alice ed Eleonora per capire nel loro futuro se c'è un futuro a Venezia e se questo futuro in qualche modo potrebbe essere garantito, come si è parlato anche di fondi di PNRR proprio da destinare agli alloggi studenteschi. A tra pochissimo. Eccoci in diretta, insieme a me in studio Eleonora e Alice, studentesse H. Foscari, fanno parte del collettivo LISC, uno dei tanti gruppi di studenti universitari che stanno protestando in questi giorni, in queste settimane in tutta Italia, da Padova a Venezia. Abbiamo visto prima scorrere le immagini di Venezia, di Padova, le proteste in tenda, ci hanno raccontato quella che è la vita di uno studente universitario oggi in una città particolare come Venezia, studentesse lavoratrici, perché è necessario, anche se poi quello che si guadagna in questi lavori non è sufficiente. Voi avete detto sarebbe bello, sarebbe auspicabile che si puntasse su una residenzialità adatta agli studenti universitari perché gli studenti possano rimanere in quelle città. Tu Eleonora e tu Alice sognate un futuro a Venezia? Sì. Sarebbe il nostro... Una città che si sta spopolando, 2 ragazze giovani sognano di poter vivere lì, di costruire il proprio futuro lì. Sì, vabbè, è un sogno che cerchiamo di mettere in pratica e, diciamo, è un obiettivo difficile, però comunque credo che non è che abbiamo voglia di andarcene soltanto perché ci sono delle politiche che non favoriscono il nostro restare, anzi questo ci dà ancora più energia e linfa vitale per continuare, insomma, a combattere per un futuro in questa città.
È anche per questo che state protestando con questa modalità particolare, queste tende, proprio per far sentire la vostra voce, far capire che volete dare un futuro alla città di Venezia, un futuro che passi attraverso di voi, Alice. Sì, assolutamente. Se ci pensiamo, appunto, Venezia con le sue università ha una popolazione studentesca di circa 30.000 persone, e in una città che piange continuamente il morto per lo spopolamento, dove si è scesa addirittura sotto i 50.000, una popolazione studentesca di 30.000 studenti può essere assolutamente un'enorme linfa vitale per la città, ma questo non viene attuato con le politiche cittadine, perché le politiche cittadine spingono sempre di più in realtà allo spopolamento in favore invece della turistificazione, e lo vediamo sia con gli studenti, con i giovani, ma anche con i residenti, che da anni lamentano il fatto di essere spinti continuamente fuori dalla città, e lo vediamo con la costruzione di campus nelle periferie e addirittura nella terraferma, e quindi per questo noi protestiamo. Lo abbiamo già fatto ad ottobre, all'inizio dell'anno accademico, perché sappiamo benissimo che il problema degli affitti non è nuovo, ma anzi dura da molto tempo, da anni. Si è acuito ovviamente dopo il Covid, con il caro affitti, con il caro delle spese in generale, ma già a inizio anno abbiamo portato le tende sotto il rettorato dell'Università Ca' Foscari per denunciare la mancanza di spazi all'interno dell'università, e soprattutto di un interesse a quella che è la residenzialità studentesca all'interno della città. Se pensiamo solo al patrimonio, no, immobiliare popolare che la città di Venezia ha, si parla di 2.000-2.500 case sfitte, vuote, dove nessuno vive, né residenti né studenti, eppure invece continuiamo a costruire campus esattamente accanto a quelle che sono le case sfitte, perché il campus di Santa Marta è costruito proprio all'interno di un quartiere popolare. Abbiamo un residence di lusso che costa cifre assolutamente inaccessibili, mentre accanto ci sono case chiuse, murate, che potrebbero essere date sia alla cittadinanza che appunto agli studenti, che noi continuiamo a ribadire consideriamo come una parte unica della città, e quindi appunto ci chiediamo perché a livello sia dell'amministrazione sia dell'università non si aprano dei percorsi sia di dialogo che di appunto messa in atto di politiche che portino a una vera residenzialità all'interno della città. Insomma, Eleonora, mi sembra di capire che si è discusso anche della possibilità di investire i fondi del PNRR per questa che viene considerata un'emergenza, ma in realtà le misure ci sarebbero, da quello che ci spiegate voi, da quello che diceva Alice, insomma ci sono case vuote che potrebbero benissimo essere destinate per noi studenti, quindi magari di fronte poi all'emergenza, al dramma che sta avendo l'Emilia Romagna, probabilmente lì andrebbero investiti certi fondi, perché c'è da ricostruire quasi un'intera regione, e cercare altre strade per dare una risposta a voi studenti. Sì, ma secondo me la chiave è proprio la parola che hai utilizzato, cioè l'emergenza abitativa. Noi non è che viviamo un'emergenza abitativa, è semplicemente che purtroppo in Italia siamo abituati a ragionare per emergenze, in ottica emergenziale, sempre poi cercando di andare a risolvere il sintomo degli studenti che quest'anno non trovano casa, ma il problema è a monte, come stiamo cercando anche di dire oggi, no? Cioè se la politica si impegnasse per investire appunto in una residenzialità anche a misura di studente, ma anche nelle politiche cittadine, se pensiamo anche a tutti i problemi relativi appunto al lavoro veneziano, all'accesso alla salute, cioè tutti questi interventi a monte del problema della singola emergenza che quest'anno gli studenti non trovano casa, perché non è una novità, è un processo che si sta dando da decenni, in particolare a Venezia. E per cui sì, i soldi del PNRR, che sono l'ennesima misura, no? I fondi che lo Stato mette a disposizione, piuttosto che investirli in Bosco dello Sport, che appunto anche poi vista la delicata situazione che c'è in Emilia Romagna fa ancora più riflettere. Fanno ancora più riflettere le intenzioni del sindaco. I fondi del PNRR, se noi li andiamo a guardare, vediamo che sono quasi tutti per
privati. Cioè se noi guardiamo, guardiamo dove vanno, insomma il piano di investimento dei fondi del PNRR, vediamo che questi fondi qua per le residenze, per la questione studentesca vengono dedicate alle residenze private, e quindi torna di nuovo il solito discorso: invece che investirli in residenze private di cui non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno piuttosto di incentivi intanto ai privati veneziani, che vengano incentivati a affittare a studenti piuttosto che a residenti, e in più servono anche dei fondi, cioè servono proprio dei sostegni economici agli studenti, tanto quanto alle famiglie, tanto quanto ai residenti, di sostenere le spese sempre più pesanti degli affitti, ma non soltanto, insomma, il caro bollette, gli affitti, cioè ce ne sarebbero di aiuti da dare ai residenti, e quindi sì, ecco, per noi avere una certa lungimiranza vuol dire anche saper investire in determinate cose piuttosto che altre. Le residenze, di nuovo, private non ci servono, ne abbiamo a sufficienza, di cemento a Venezia ce n'è a sufficienza, per cui non abbiamo bisogno dell'ennesimo palazzo in centro storico, di politiche. Abbiamo bisogno di rigenerare tutto quello che già esiste, come diceva già Alice. 2500 case ATER abbandonate sono una base da cui partire. Grazie ad Eleonora Sodini, grazie ad Alice Bazzoli, studentessa di Ca' Foscari, appartenenti al collettivo LISC. Naturalmente la protesta va avanti, andranno avanti le tende fuori dalle nelle città universitarie italiane. Io vi ringrazio, naturalmente in bocca al lupo per i vostri tanti progetti, e magari ci ritroveremo per capire come sta andando la vostra manifestazione. Noi andiamo avanti, e l'ennesimo atto di vandalismo al Centro Culturale Due Mulini. Siamo nel Trevigiano, il parco giochi inclusivo, danni oggetto di scempi e danneggiamenti alle strutture. Alla mattina ci troviamo sempre in questa situazione di verificare situazioni dove ci sono evidenti presenze di persone. La cosa grave che sta succedendo ultimamente è che questi atti stanno sempre aumentando in gravità. Sedie rotte, rovesciate, giostrine inclusive danneggiate. Giochi utilizzabili anche da persone e bambini con disabilità, in cui possono divertirsi in sicurezza e senza barriere architettoniche. Cominciano a intaccare le giostrine, cominciano a essere intaccati e cominciano ad esserci anche situazioni abbastanza gravi, tipo persone che lasciano escrementi umani, che è la cosa peggiore. Noi chiaramente la mattina li mettiamo a posto e tutto, però questo senso comincia a pesare moltissimo. Un senso di impotenza dato anche dalla difficoltà di spiegarsi il perché atti di questo genere avvengano. È questo che ai volontari e alle persone che quotidianamente frequentano il parco fa più male. La paura è che questo cominci ad essere considerato come un posto pericoloso dalla cittadinanza, quando invece è l'inclusione il fulcro su cui si regge l'intero centro culturale. Ci fa ancora più male che questi nostri sforzi in questo senso vengano danneggiati da elementi e da situazioni di questo genere, veramente, proprio perché è un parco fruibile da tutti, e quindi il danno non è solo nostro, il danno è di tutti, il danno è soprattutto della collettività. Siamo tornati in studio, c'è un aggiornamento di cronaca che arriva dalla provincia di Treviso. Siamo a Spresiano, non distante dal viadotto autostradale. Un pescatore questa mattina ha segnalato la presenza in acqua del corpo senza vita di una persona in un'ansa del Piave. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non si conosce l'identità della vittima. Vi aggiorneremo nel corso di questa diretta e poi nell'edizione serale del nostro telegiornale. Apriamo un'altra parentesi, parliamo di centri estivi. Ormai le scuole stanno per suonare l'ultima campanella prevista tra il 9 e il 10 di giugno, e poi naturalmente le famiglie iniziano in questo periodo a guardarsi intorno per i centri estivi per i propri figli, con nuove progettualità, ma i problemi che avevamo affrontato l'anno scorso. Buongiorno al Presidente della Cooperativa Comunica, Matteo Marconi, ben ritrovato Presidente. Buongiorno, grazie. Allora Presidente, purtroppo
purtroppo l'anno scorso ci eravamo lasciati con il tema della difficoltà di trovare animatori, di trovare persone che si dedicassero ai centri estivi. Mi sembra di capire che il problema si ripresenti quest'anno forse in forma ancora più acuta. Più acuta no, ma si ripresenta un po' come l'anno scorso. Il problema principale è legato in realtà alla diminuzione delle nascite. Adesso la generazione, quella che è interessata a fare centri estivi, che di solito sono studenti universitari soprattutto, che in questa maniera riescono a essere almeno un po' autonomi per i divertimenti, diciamo, guadagnano qualcosa che poi gli può servire come contributo, e sono meno di una volta. Quindi quelli interessati a fare un po' di animazione durante l'estate sono diminuiti. E questo è uno dei problemi principali. C'è poi anche una politica che non spinge ai centri estivi, perché negli ultimi anni, tra un po' il discorso del reddito di cittadinanza, un po' altri discorsi legati al mondo del lavoro, sembra quasi che fare i centri estivi sia qualcosa di degradante, di meno importante. In realtà i centri estivi sono un'ottima formazione, perché è un primo contatto con il mondo del lavoro, in cui inizi a prenderti delle responsabilità, inizi a capire anche come si lavora assieme in team, perché ogni gruppetto di animatori di un centro estivo poi deve trovare le modalità per lavorare assieme. C'è la formazione sulla sicurezza che viene fatta a tutti quanti gli animatori, si inizia un po' a entrare quello che poi servirà quando si andrà a fare un vero e proprio lavoro, perché i centri estivi sono una cosa sempre a metà strada tra un lavoro e anche un piacere, un divertimento, perché comunque gli animatori che arrivano di solito sono persone che magari hanno già fatto scoutismo, oppure sono stati animatori in parrocchia, o comunque si divertono a stare con i bambini, perché la prima cosa è quella. Quanti animatori mancano all'appello? No, per i nostri centri estivi quest'anno abbiamo fatto una scelta di ridurre un po' il numero di centri estivi rispetto al solito, proprio per poter fare una selezione di qualità degli animatori. Quindi a priori abbiamo scritto anche da alcuni comuni in cui le gare magari erano anche molto basse come importi, che preferivamo rinunciare, insomma, nel senso che dobbiamo riuscire a tenere uno standard alto, e quindi alla fine adesso non ce ne mancano tantissimi, con una ventina che contiamo di trovare rapidamente dovremo essere coperti. E quanti centri estivi in meno quindi quest'anno avrete? Adesso ci sono ancora alcune gare in corsa, okay, perché molti comuni si sono presi un po' all'ultimo, quindi perché ci sono sempre tante cose, insomma, quindi chiaramente hanno tutto il problema del PNRR e di tante altre cose, quindi i centri estivi non sono state la priorità per alcuni comuni, ma si può capire, insomma, anche perché anche il personale dei comuni diminuisce sempre di più, e quindi fa sempre più fatica a indire le gare, eccetera, perché sono comunque risorse che il comune deve mettere. E questo è un'altra cosa che diventa sempre un po' più complicata, per cui prendono magari le gare del passato e le ripropongono, però le gare del passato non tengono conto di un cambiamento di esigenze, anche di costi che le cooperative hanno nel fare i centri estivi, perché il costo della sicurezza, il costo della privacy, il costo delle iscrizioni che ormai tutti quanti abbiamo in forma online, eccetera, sono costi che comunque poi vanno a incidere sul margine che rimane alla cooperativa, che è sempre più basso. E le cooperative iniziano a fare un po' di fatica. Ho parlato anche con presidenti di altre cooperative, siamo tutti molto in sofferenza in questo momento. Quindi rispetto agli anni scorsi avete cercato di ottimizzare, diceva la proposta, e magari concentrando in determinati territori i centri estivi, quindi sì, adesso è possibile dare più o meno un paragone anche di una percentuale tra quelli dell'anno scorso e quest'anno, quanti centri estivi meno ci saranno? No, per capire... abbiamo una diminuzione intorno al 10-15%, non tantissimo. Era soltanto, siamo partiti da dire animatori validi possiamo trovarne così, certo, e quindi in base a quello possiamo tenere questi centri estivi. Poi li abbiamo un po' spostati nel territorio, per cui sono anche abbastanza lontani tra di loro, in modo da convogliare i migliori animatori vicino a casa loro, insomma. E chi saranno gli animatori di quest'anno, Presidente? Dove li avete recuperati, visto le difficoltà che ci raccontava prima? Noi partiamo sempre da confermare gli animatori dell'anno precedente, a meno che non abbiano fatto proprio un disastro, e quindi quello, ma in linea di massima sono tutti molto molto in gamba. E quello anche per dare un po' di continuità ai bambini, perché l'idea di tornare e ritrovare gli stessi animatori è sempre molto importante.
Poi sono gli stessi animatori a farci un po' degli anni passati a farci un po' di pubblicità, poi noi abbiamo una campagna sui social che appunto richiede chi vuole mettersi in gioco per questa avventura dell'estate, che secondo me è molto positiva per chi fa l'università perché è molto elastica, lascia la possibilità di prepararsi per gli esami, perché il problema è sempre quello: se tu durante l'estate vai a fare, non so, il barista, il cameriere, hai comunque un obbligo di orario molto preciso e difficilmente riesci a prendere un permesso perché hai un esame, mentre all'interno dei centri estivi il contratto è una collaborazione perché è un lavoretto molto semplice e questo permette di giostrarsi in base agli esami, quindi non è che devo prendermi giusto i giorni di ferie che ho a disposizione su un contratto da dipendente, ma posso dire questa settimana, io posso queste 2 settimane, non posso quella settimana, oppure quel giorno all'esame, ma ho bisogno anche del giorno prima dell'esame, e quindi c'è molta più libertà, molta più autonomia. Si accennava prima, parlando appunto delle gare d'appalto, anche ai costi che sono chiaramente cambiati. Già l'anno scorso si parlava, l'anno scorso eravamo nel pieno dei rincari, luce, gas, materie prime, anche quello che si dà poi ai ragazzi nelle pause pranzo. Quest'anno la situazione com'è sul fronte costi e quindi di conseguenza le chiedo se siete riusciti a mantenere le rette abbastanza allineate rispetto all'anno scorso o se ci sono stati degli aumenti. Sì, siamo riusciti a tenerle abbastanza allineate e in alcuni casi siamo riusciti anche a abbassarle perché non ci sono più i costi Covid che aumentavano parecchio, anche il rapporto numerico, la parte di formazione che era molto più specifica, quella sul Covid. Questo ha alleggerito, e le pulizie che dovevano essere fatte in maniera completamente diversa. Questo ha alleggerito un po' i costi. Poi c'erano alcuni luoghi in cui c'era un forte contributo del comune e quindi i costi sono rimasti più o meno in linea perché chiaramente il contributo era legato al Covid, e ci sono alcuni luoghi dove il costo era più a carico dei genitori e quindi c'è stato un po' un abbassamento maggiore. Quindi insomma c'è anche il risvolto della medaglia, l'aspetto positivo che si è riusciti insomma a mantenere le rette. Sì, a mantenerle o abbassarle. Anche perché le famiglie sappiamo le difficoltà che affrontano e quindi insomma in qualche modo si cerca di darsi una mano. Questo è anche il problema, ci sono alcuni comuni che stanno venendo incontro alle famiglie. Villorba ad esempio dà un contributo bonus alle famiglie, c'è un bonus anche a livello nazionale dell'INPS, però è legato soltanto ai lavoratori dipendenti e non so come mai ai pensionati, perché non penso che i pensionati siano molto interessati ai centri estivi. Comunque così è scritto sul bonus e quello arriva a coprire, sempre secondo la soglia di ISEE, anche 100 euro a settimana, quindi anche una cifra abbastanza importante. Per i lavoratori privati, che sono la maggior parte, in realtà dipende dal singolo comune. Qualche comune va incontro all'ente, la cooperativa o la società che sviluppa i centri estivi e quindi tiene le tariffe più basse in maniera equa per tutti, qualcuno ha un rimborso successivo e bisogna andare un po' a vedere nei siti dei diversi comuni. Si è parlato di denatalità per quanto riguardava gli animatori, nel senso che si va sempre più meno nascite, quindi meno giovani che possono essere impiegati nei centri estivi. E come ragazzi che invece accedono ai centri estivi, bambini, come va? Cioè nel senso che ci saranno gruppi più piccoli, cioè lo vedete anche voi, lo si vede nelle scuole. Lei prima di iniziare mi diceva, lei che lavora nel mondo della scuola, insegnante, ci diceva già iniziamo ad avere delle classi veramente piccole, rischiamo tra qualche anno di vedere delle classi scomparire automaticamente. Nei centri estivi questo si nota già? Sì, si nota moltissimo. Ci sono 2 fenomeni nei centri estivi. Uno è quello della denatalità, quindi una riduzione comunque dei bambini interessati ai centri estivi. E l'altro è quello della frammentazione dei centri estivi, nel senso che adesso ci sono veramente tantissime realtà che offrono centri estivi di tutti i tipi. Anche noi al nostro interno, al centro estivo classico, abbiamo tutto quello dello Storga legato all'ambiente che sta crescendo sempre di più anche come numeri, come interesse. Poi abbiamo quelli in lingua, quelli sportivi, insomma c'è non solo da parte nostra, anche da parte di altre società e altre cooperative, c'è un allargamento della platea e questo ha fatto sì che si riducano i numeri, quindi non abbiamo più come qualche anno fa i centri estivi da anche 100 bambini, ma adesso un centro estivo va
dai 20 ai 60 al massimo, a 60 è già quelli veramente che ne hanno tanti. E questo in quanti anni? Questa riduzione? Sì. Questa riduzione è partita l'anno prima del Covid, il 19 avevamo ancora i centri estivi molto pieni con tantissimi bambini e dopo man mano c'è stato un declino. Da parte anche delle famiglie c'è l'interesse a investire anche su attività più specializzate, per questo, come dicevo prima, l'inglese, l'ambiente, la natura stanno crescendo molto. Quindi si va verso, cioè il futuro sarà sempre più quello che guarda centri estivi specializzati con quello sportivo, quello della lingua, cioè che abbiano un indirizzo un po' come la scuola? Sì, a noi sembra che sia il futuro dei centri estivi. Ci dispiace un po' perché in realtà il centro estivo classico aveva il vantaggio di far stare tutti quanti assieme e veniva utilizzato un po' da tutti, perché in questa maniera qua sei legato sempre a un interesse che può essere quello sportivo, naturalistico, del teatro, della lingua, eccetera. Alla fine si creano dei gruppi e quando si creano dei gruppi qualcuno rimane fuori e quelli che rimangono fuori insomma, stanno in giro per strada durante l'estate con il rischio che poi si colleghino a tutte le problematiche che vediamo di ragazzi che si ritrovano in gruppi che non si comportano tanto bene. Certo. Non mi piace usare il termine baby gang perché mi sembra che sia quasi un premio chiamarli così. Però invece se riusciamo a mantenere anche i centri estivi un po' più classici o comunque magari creare dei contenitori in cui ci possono essere sia le esperienze specializzate sia lo stare tutti quanti insieme, probabilmente si crea più comunità e creando più comunità ci sono meno problemi dopo. Quindi dei centri estivi visti in ottica di inclusività, in modo che tutti possano accedervi e quindi stare lontano da certi rischi. Sì, esatto, da certi rischi e ambienti, perché sono una importante leva educativa. Quello che noi negli anni abbiamo cercato di spiegare è che l'educazione informale, come i centri estivi, è parallela a quella della scuola e quindi serve moltissimo perché si sviluppano delle altre dinamiche e hai degli altri strumenti con cui puoi intervenire per risolvere alcune situazioni e quindi soprattutto includere, creare gruppo, creare comunità tra i ragazzi. Se i ragazzi creano comunità tra di loro, chiaramente non si fanno male tra di loro, ma si difendono tra di loro. Quindi... E secondo lei ci sarà la possibilità di tornare a questo o la strada ormai intrapresa è segnata e sarà difficile far marcia indietro? No, io credo che si possa nei prossimi anni tornare verso questa direzione. Lavorando anche magari con i comuni? Lavorando con i comuni e anche cercando di aggregare assieme tante realtà piccole specializzate. Adesso noi stiamo iniziando a fare delle sperimentazioni in alcuni luoghi di legarci a associazioni del territorio, a società sportive e vediamo se iniziamo a creare i primi tasselli per poi andare in una cosa da diffondere, insomma come modello da diffondere. Quindi i centri estivi in qualche modo che possano dare una risposta proprio al tema del disagio giovanile, questo sul quale si deve lavorare in futuro. Il disagio giovanile secondo me si risolve molto se si agisce prima, non quando è già arrivato. Bisogna creare prima le premesse per cui non si arrivi ad averlo. Ecco. Dando delle alternative poi a questi ragazzi, che non sia la strada, che non siano certe compagnie sbagliate. Io ho presente semplicemente a scuola, io gestisco un laboratorio di teatro a scuola, a volte mi sono capitati degli alunni che non stavano andando bene a scuola, stavano iniziando a frequentare compagnie sbagliate e qualcuno ha trovato nel teatro la sua dimensione, dove ha potuto fare bene, ha avuto un successo e dopo ha anche investito, non che è diventato un attore famoso, ma che magari la sera ha iniziato a frequentare gruppi di teatro e anche adesso ce ne sono alcuni che recitano in giro per la provincia, in compagnie amatoriali, fanno un lavoro, ma hanno trovato una loro dimensione. Come può essere quella sportiva, come può essere quella dell'avvicinarsi alla natura, della difesa della natura e altro. Bisogna riuscire a dare a tutti una loro zona dove si sentano che possono contribuire a sviluppare se stessi e anche alla società e alla comunità che c'è intorno. È ipotizzabile una cosa del genere anche durante proprio tutto l'anno scolastico, non solo nei centri estivi? Ci sono il tempo integrato, c'è il dopo scuola, però spesso è incentrato proprio sui compiti, sullo studio. Delle alternative così esistono? Si possono ingrandire andando magari anche nei quartieri dove più il disagio è segnalato, evidenziato?
Diciamo che strutturate ancora al 100% non ci sono. E dei discorsi iniziali per andare in questa direzione, sì, stiamo anche lavorando per sviluppare nei tempi integrati sempre più laboratori, oltre che l'assistenza ai compiti, perché questo fa scoprire ai ragazzi dei talenti che magari non scoprono a scuola, ed è abbastanza importante. Come dicevo prima, se ognuno riesce a trovare un proprio obiettivo, qualcosa che lo fa stare bene all'interno di una comunità, dopo preferisce stare all'interno della comunità, non preferisce starne all'esterno. Quindi dobbiamo riuscire a fare questo passaggio per includerli, ma includerli fin da piccoli. Presidente, grazie davvero per il suo intervento, perché ci ha dato anche una chiave di lettura diversa di quello che potrebbe essere, che dovrebbe essere il ruolo dei centri estivi e di tutte queste attività in risposta a certi disagi che i ragazzi manifestano anche con la violenza, ma ai quali bisogna dare una risposta. Presidente, grazie davvero per il suo intervento e torneremo ad aggiornarci magari tra un po' per capire come si stanno aprendo questi centri estivi, tra alcune difficoltà, ma insomma la voglia di dare delle risposte ai ragazzi c'è sempre da parte vostra. I ragazzi, quando gli metti in mano la possibilità di cambiare il mondo, di cambiare l'ambiente, la società in quest'anno, rispondono con grande entusiasmo. Hanno molto più entusiasmo di noi su tante cose, nel momento in cui gli diamo la possibilità. Bisogna dar loro questa possibilità. Dargliela. Grazie davvero Matteo Marconi, Presidente Cooperativa Comunica. Buona domenica Presidente, grazie davvero. Grazie. Noi ci fermiamo e abbiamo la pubblicità tra pochissimo. In diretta sono di nuovo in compagnia per raccontarvi una bellissima iniziativa e la grande forza di due sorelle. Le sorelle sono Sara e Alessia Michelon. Buongiorno ragazze, grazie per essere con noi. Buongiorno. Di Pederobba, che hanno creato un blog, lo possiamo definire così, nel quale segnalano i luoghi accessibili senza barriere architettoniche per vivere un turismo accessibile a tutti. Come nasce, quando nasce questa iniziativa? Sara o Alessia, chi vuole rispondere? Alessia, perché nasce questa iniziativa? Beh, nasce tutto da una vacanza in Toscana che abbiamo fatto nel 2016 dove c'è stato dei luoghi dove i luoghi non erano fruibili, non erano adatti, diciamo, con ausili per ragazzi in carrozzina. Quindi Alessia, ti sei trovata a poter andare solo in certi posti, non ovunque? No, diciamo che lei ha potuto visitare i musei, i luoghi, io mi sono trovata fuori perché non erano fruibili in sedia a ruote. A quel punto, Sara, ti rendi conto che c'è una vera e propria difficoltà, cioè non poter condividere con tua sorella queste bellezze che il nostro paese poi tra l'altro offre. E tu addirittura fai un passo in più perché fai anche una tesi. Sì, infatti era proprio il periodo che stavo facendo l'università e volevo entrare in quei musei perché volevo vedere quello che stavo studiando. E quindi è stato disagevole sia per lei che ha aspettato fuori perché si è sentita ovviamente a disagio, e invece io dentro che dovevo fruire velocemente delle cose perché dicevi, ti sentivi in colpa perché io potevo godere delle bellezze che offriva il museo e l'Ale no. E quindi così dopo mi sono laureata nel 2018 e ho fatto la tesi di laurea nel turismo accessibile promosso tramite i social media. E così è nato un po' il tutto, quindi ho proprio fatto la tesi di laurea specifica su questo e questo dopo ci ha dato il via per iniziare a fare nella realtà il progetto. Avete girato tantissimo in questi anni, giusto? Avete girato tante città in Veneto e anche nel resto d'Italia? Anche fuori regione. Anche fuori regione. Intanto ti chiedo qual è la città più bella che hai visitato, Alessia? Ce n'è una città che ti è rimasta nel cuore, che hai detto voglio tornare? Murano. Murano, beh, nel nostro Veneto, giustamente.
E voi state girando l'Italia per far cosa, Sara? Perché quando noi ci muoviamo la cosa più difficile è trovare le informazioni che ci permettano di capire se noi possiamo accedere oppure no in un determinato luogo. E quindi tante volte ci capitava di prendere la macchina e arrivare nel posto e non poterci entrare. E quindi si tornava indietro. E invece quello che stiamo facendo noi è andare, tra virgolette, in fase di test noi, a vedere se questi luoghi siano meno fruibili, mapparli, quindi abbiamo il nostro portale e il blog dove appunto andiamo a segnalare tutte queste informazioni, così una persona può scegliere con tranquillità se e come dove andare. Alessia, hai avuto modo di parlare con altre persone che sono in sedia a rotelle, che hanno affrontato i tuoi stessi problemi? Vi hanno contattati? Anche per aiutarvi magari a mappare ancora meglio? Ci hanno, ad esempio, un mese fa ci hanno contattato di andare a Bergamo a testare dei luoghi fuori regione. In Sicilia, ad esempio, ci hanno contattato. Poi Torino ci hanno contattato anche fuori regione. Cardogno ci hanno contattato, che è sempre nel Veneto. Quindi vi danno delle indicazioni su dove andare per vedere se ci sono barriere architettoniche oppure no. Prossimo viaggio? Prossimo viaggio, Burano. È nel cuore di Alessia. Sara, mentre voi parlate noi stiamo vedendo insomma quello che poi sono le modalità con cui voi addirittura metti in 30 secondi cosa significa? In 30 secondi quello era un piccolo video che avevamo messo per far vedere un attimo quali erano i luoghi che si potevano raggiungere in sedia a rotelle. E sì, rispetto a quello che chiedevi, ci sono ragazzi che ci scrivono che vedendo, tipo per esempio qua eravamo a Bergamo, siamo andati a Bergamo e dei ragazzi di Bergamo ci hanno detto: sai, mi sono sempre fermata a Bergamo Bassa perché non sapevo se in Bergamo Alta si poteva andare. E quindi quando ci scrivono così proprio ci danno la prova che quello che stiamo facendo sta funzionando. Oppure anche persone senza disabilità che ci seguono, che ci dicono da quando vi seguo sto più attento ai vari luoghi in cui vado, e quindi è molto positivo perché è un po' anche una sensibilizzazione all'occhio, perché se non conosci... Perché poi non è solo l'accedere una volta che si arriva, ma è proprio anche magari tutto il percorso che si deve fare che non rende facile il visitare una città. Sì. E ci sono delle città più a misura di persona diversamente abile o meno, o è difficile fare questa distinzione? Allora, è molto difficile perché solo nell'immaginario ci sono città totalmente fruibili. Logico che per noi quelle più semplici sono quelle che partono già pianeggianti, tipo i borghi storici, tanti borghi che abbiamo qui in Veneto, proprio per la loro conformità territoriale è un po' difficile visitarli, invece altri che sono in pianeggiante, già quello c'è molto, molto più semplice. Però se non esiste la città totalmente... O la provincia. Che è totalmente accessibile. Quando ti trovi di fronte ad una barriera architettonica, quando capisci che non puoi andare oltre, provi rabbia, sei dispiaciuta, che cosa provi? Quando ti trovi di fronte ti devi fermare lì e magari tua sorella può andare avanti e tu invece non puoi. In quel momento provo tanto disagio, soprattutto. Perché non è giusto? Non è giusto, perché se una persona deve fruire come fanno tutti gli altri. Assolutamente sì. Io la penso così. Ma tutti dovrebbero pensarla così, anche chi, Alessia, poi deve togliere quelle barriere, perché voi state facendo questo lavoro, ma poi deve passare un messaggio a chi governa in quelle città perché possano farle a misura anche di chi è in sedia a rotelle. Vi aspettate una risposta da sindaci, da presidenti di province? Cioè, avete anche dei rapporti con le istituzioni in tal senso, sì, Sara? Stiamo facendo dei progetti, per esempio ne abbiamo fatto uno
che si è concluso non troppo tempo fa, adesso abbiamo fatto la prima parte del progetto, adesso dobbiamo portarla a termine, che è una mappatura delle osterie di Treviso, del centro storico di Treviso, perché logicamente, come ben si sa, i centri storici sono ancora più difficoltosi con tutti i vincoli di legge e tutto. Allora abbiamo fatto questa mappatura con i comuni di Treviso delle varie osterie e adesso dopo ci sarà il proseguo. Come diceva prima Ale, a Caldogna abbiamo fatto un sopralluogo, diciamo, un test di quali sono i siti loro culturali, se sono fruibili o no. Adesso sì, ci stiamo rapportando anche con le pubbliche amministrazioni e quindi è molto positivo perché tante ci chiamano loro, quindi vuol dire che la sensibilizzazione qualcosa si sta muovendo, sì. Ed è bello che il tutto sia partito da due ragazze così giovani, che poi si sa che i giovani sono il motore di questa macchina che deve andare contro le barriere architettoniche, anche per velocizzare poi certi interventi. Alessia vuole andare assolutamente a Burano e altri viaggi che avete in mente? Allora, dovremmo andare a Firenze, è uno dei prossimi che abbiamo in programma. A me mi è venuto Burano. Sì. Beh, ma giustamente, cioè, abbiamo delle bellezze fuori porta e prima bisognerebbe conoscere bene le nostre realtà per poi andare altrove. Mi verrebbe da chiederti se avete in futuro il progetto di spingervi anche fuori dai confini italiani. Sarebbe bello, sarebbe bello. Infatti noi abbiamo un camper perché abbiamo preso, perché mi era venuto il pallino come amoroso di andare via in camper, però poi ho detto sì, ma i camper non sono accessibili e allora abbiamo trovato un'azienda che fa camper accessibili, quindi così abbiamo preso un camper usato accessibile. L'anno che c'era il Covid. Sì. L'anno che c'era il Covid. E quindi perché non poter andare fuori dall'Italia? Beh, certo. Sarebbe bellissimo. E poi lì potrebbe anche essere i campeggi a misura accessibili, quindi si potrebbe anche allargare quella che è la platea di servizi che possono essere offerti. Che cosa vi sognate? Che cosa sognate nel vostro futuro? Città, Alessia, la cosa migliore sarebbero città senza barriere, dove si possa arrivare ovunque senza problemi. Non esiste. Purtroppo non esiste. Però basterebbe impegnarsi un po' di più, giusto? Sì. Perché tu hai una città in Italia, in Europa, al di fuori di Burano, nella quale vorresti andare e vorresti scoprire? Ti viene in mente qualcosa? Che domanda difficile. Lo so, perché ce ne sono. C'è il luogo che vorresti tanto ritornare? Che dici sempre che vuoi andare? A Roma. A Roma, non sei l'unica. E lì ci siete già state? No. Assieme no. Assieme no. E infatti potrebbe dopo essere... Firenze, magari allungando il viaggio, Firenze-Roma, si potrebbe fare un'unica in due città meravigliose, capire anche lì con tutti i monumenti che ci sono, capire se ci sono delle barriere architettoniche. Io ho chiesto ad Alessia che cosa prova quando si trova di fronte a questo ostacolo. Da parte tua che cosa c'è? Allora c'è tanto, a volte un po' di senso di colpa per il fattore che tu puoi e lei no. E a volte proprio forse un po' di rabbia, ma nel senso che tante cose sono lì perché c'è proprio ignoranza, nel senso di non conoscenza delle cose. Quindi quello che mi aspetterei io, il sogno, sarebbe proprio le persone, nel senso perché quando giriamo sono proprio le persone che fanno la differenza. Il luogo può anche non essere totalmente fruibile, ma se c'è chi sa come rapportarsi, te lo dice in un certo modo, è proprio la formazione del personale perché che poi fa la differenza. Spesso siamo anche noi che pensiamo alle macchine parcheggiate sui marciapiedi, per cui pensiamo anche a come noi potremmo con piccoli gesti, piccole attenzioni, mettersi nei panni dell'altro, che è sempre la cosa migliore da fare. E il pensiero di allargare un po' di più, quindi magari di mettervi insieme, di unirvi ad altre famiglie, ad altre sorelle che stanno affrontando queste stesse difficoltà, e per poter dare una mappatura ancora più ampia. C'è questa possibilità? Avete magari qualche contatto, visto che vi stanno mettendo in contatto con voi da tutta Italia su questo? Abbiamo molti contatti con persone, appunto, i social ci stanno permettendo di metterci in contatto con tanti altri ragazzi, tante altre famiglie con disabilità, e è bellissimo perché
anche andiamo in certi luoghi, ci incontriamo, abbiamo un nostro amico che spesso viene via con noi, Michele Celebrin, che anche lui è in carrozzina, e quindi sì, così possiamo allargare. Distrofia muscolare. Certo. Sì, così possiamo allargare i posti da mappare, da far conoscere. Che adesso lui sta facendo un percorso del Veneto con Clinton Ways. Ecco, quindi diciamo perché ha il ruotino davanti. Ah, certo, quindi ha una sedia a rotelle diverse, quindi questo permette anche di accedere in certi posti. Alessia, se dovessi parlare con chi decide, con dei sindaci, con i politici che possono decidere, che cosa gli diresti, e anche alle persone che magari vengono a parcheggiare la macchina sulla pista ciclabile o sul marciapiede e non ti permettono di passare, cosa gli diresti? Beh, che non posso dire quello che penso. Certo. Perché sono in televisione. Brava. Ti ringrazio. Magari ogni tanto chi parcheggia nel marciapiede o la macchina o monopattino o il bidone del municipio devono mettersi come si dice? Nei tuoi panni. Devono pensare a una persona con la sedia a ruote come fa a passare. Hai ragione, hai ragione. Sei stata diplomatica perché effettivamente quando ci si trova di fronte a certe situazioni ci si chiede ma perché non, perché forse manca quella, cioè la mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Adesso mi viene in mente, ho anche i marciapiedi piccoli che tu non ce la fai a stare sul marciapiede, tu devi andare giù per la strada, devi stare attenta che le persone non ti investino. Certo, sì, basterebbero davvero poche attenzioni anche nel realizzare, quando si sistemano le città, adesso sempre più di più si vedono le rampe per accedere, però sono ancora tante le zone inaccessibili. E le spiagge? Le spiagge sono un altro cruccio dolente perché la sabbia e il ghiaino sono tra le maggiori difficoltà che incontriamo perché ti impianti con la sedia, come ti impianti con un passeggino. E le spiagge adesso si stanno un attimo muovendo, sappiamo che in certi distretti come Jesolo adesso stanno facendo dei lavori a riguardo, quindi speriamo che però c'è ancora tanto da fare. Sì, ancora moltissimo. Si arriverà secondo voi ad un turismo, secondo te sarà un turismo accessibile a tutti, e quanto tempo ci vorrà? E il tempo si arriverà, speriamo che si arrivi, noi lo speriamo fortemente. Voi state lavorando per questo? Quindi si spera che si arriverà. Il tempo però è lunghissimo, anche perché c'è tutto un costrutto mentale, barriere mentali da superare. Non solo barriere architettoniche. Sì, perché la cosa più difficile è far capire l'importanza agli operatori del turismo, perché tante volte dicono sì, ma tanto mi arriva una volta ogni tanto una persona in carrozzina. Perché se invece tu ti aprissi, vedessi l'opportunità che ti può dare, aprirti anche a questa tipologia di turismo, sai quanti anche soldi in più faresti, ma non c'è ancora da tutti questa mentalità. Sì, è anche brutto che l'unica persona debba rinunciare perché perché anche se è una sola merita di essere accolta nel migliore dei modi, e poi giustamente se venissero offerti tutti i servizi chiaramente poi arriverebbero di più persone con disabilità, ne arriverebbero magari anche da fuori Italia, da Rep se sanno che in quella struttura c'è una risposta. Io vi ringrazio davvero tantissimo, noi continueremo insomma a sostenere al vostro fianco, per cui insomma se ci sarà bisogno di dare ulteriori messaggi noi siamo qui per... Come si chiama il vostro blog? Ruote Libere. Ruote Libere. Ruote Libere. È un nome che racchiude tutto il significato di questo vostro progetto. E ci sono dei altri progetti futuri? Pensiamo in grande, che ti piacerebbe realizzare per avere sempre tua sorella a fianco nei tuoi viaggi? Beh, intanto sarebbe quella appunto di iniziare a mappare di più qua in Veneto, dopo perché no, appunto magari fare un tour della Spagna in camper per mappare un po', nel senso ci sarebbero tantissime
Certo, perché cose. abbiamo Oppure girare in tutta l'Italia, magari specificatamente, magari prima sul discorso museo. Sarebbe bellissimo che il progetto iniziasse ad evolversi, le ruote iniziassero a girare in modo libero ancora di più, e speriamo che magari tramite anche questo spazio ci sia qualcuno che possa anche aiutarvi, perché poi immagino che ci siano anche delle spese, ci sia tutto un discorso anche economico che insomma non è da sottovalutare. Quindi infatti quando ci muoviamo tutto il progetto è nato da noi. Certo. E quindi insomma non darebbe fastidio nemmeno un aiuto in questo senso. Ragazze, in bocca al lupo, davvero grazie mille Alessia, grazie mille Sara, grazie per quello che fate da parte di tutti quanti, perché è importante che arrivino delle risposte in tal senso, e chissà che magari insomma qualcosa non si smuova anche da chi poi deve decidere. Grazie ad entrambe, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. La Marca più performante delle altre province venete, si parla di crisi e di lavoro naturalmente, tra prima e dopo Covid, secondo uno studio della CNA, ma la ricerca ormai spasmodica di personale ha bisogno di risposte immediate, a cominciare dai flussi regolati di lavoratori stranieri. I numeri dicono che Treviso è l'unica provincia del Veneto che tra dicembre 2019 e oggi ha registrato un saldo positivo delle imprese attive, 166, lo 0,2%, mentre la media regionale è in negativo dell'1,4%, con una perdita complessiva di 6.000 imprese. Emerge dal monitoraggio dell'Osservatorio Economia e Territorio delle CNA di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che descrive una Marca trevigiana più performante rispetto al territorio che la circonda, ma in cui, se confrontata con i dati pre-Covid, ancora non si è recuperato in termini occupazionali. Fronte questo che potrebbe peggiorare per la crescente mancanza di lavoratori e la forte difficoltà ad assumere, come ha denunciato lo studio della CISL Treviso Belluno, una preoccupazione condivisa da Casartigiani, secondo cui il governo deve intervenire subito. Non possiamo certo aspettare che facciamo figli per risolvere il problema. Queste sono politiche a lungo termine. Noi dobbiamo pensare a politiche nel breve termine. Nel breve termine cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che dovremmo fare delle politiche per dei flussi migratori, magari dai paesi dell'est, dai paesi africani, da altri paesi, ma flussi controllati, per cui la politica deve creare dei flussi che siano estremamente in linea con quello che sarà, che è l'esigenza attuale, ma quella che sarà anche l'esigenza futura. Nel frattempo occorre creare una rete efficace per lo scambio di domande e offerte, che finora, secondo il presidente Storer, non ha funzionato. Oltre al centro dell'impiego, che avrà le sue problematiche, avrà anche una carenza di personale, forse si è affidato anche alla tecnologia nel digitale. Noi crediamo ancora molto ai nostri sportelli, ai sportelli che ha il sindacato, a fare una rete in cui i lavoratori e le aziende possano intrecciare le loro domande e offerte. La mancanza di personale rischia di essere la nuova emergenza per piccole e grandi realtà economiche. Il sistema, che ha retto a forti crisi, deve trovare nell'immediato soluzioni efficaci per superare anche questo scoglio. E adesso parliamo della giornata, ieri, la giornata mondiale che l'ONU ha deciso di dedicare alle api, insetti fondamentali per l'impollinazione e quindi la produzione agricola, ma anche rilevatori dei livelli di inquinamento ambientale dei territori, e il Veneto per apicoltori e alveari è la prima regione italiana. Cresce l'apicoltura in Veneto. Secondo i dati dell'associazione regionale, l'ultimo censimento vede un aumento del 30% di apicoltori negli ultimi 3 anni, passati quindi dai 7.000 ai quasi 10.000, con quasi 120.000 tra sciami e alveari. Dati che mettono la nostra regione al primo posto in Italia per un settore che vede la prevalenza di apicoltori amatoriali rispetto ai professionali. Comunque un comparto che garantisce un reddito, a volte, come si prospetta quest'anno, ridimensionato dai cambiamenti climatici. Quest'anno, per esempio, abbiamo azzerato la produzione del miele di acacia, che è circa metà della produzione di un apicoltore di un'annata apistica normale. Un impegno continuo, sottolinea Dal Colle, che va oltre ai cambiamenti climatici. Malattie delle api come la varroa, alveari che non riescono più a fare scorte imponendo all'apicoltore investimenti importanti per l'alimentazione. Situazione conflittuale con i trattamenti in agricoltura sono una delle facce di una medaglia che vede dall'altra parte una concorrenza sleale dall'estero. Corriamo il rischio di trovare poi negli scaffali un miele ottenuto da sciroppo di mais colorato e aromatizzato al gusto di tiglio, di castagno e di acacia.
Il presente è una perdita dell'80% del miele di acacia, nella speranza che la stagione estiva compensi con il millefiori o il miele di tiglio, mentre i costi delle materie prime, come tutti gli altri comparti agricoli, sono più che raddoppiati. Il risultato sarà, secondo il presidente APAT, una produzione non solo veneta ma nazionale drasticamente ridimensionata, con qualche pericolo azzeramento tra i 60 tipi diversi di mieli che rendono la produzione italiana unica al mondo. Un ultimo aggiornamento di cronaca che arriva da Padova con i residenti che denunciano lo spaccio di droga sotto casa e fanno arrestare un 21enne tunisino già noto alle forze dell'ordine, mentre un suo connazionale di 19 anni è stato denunciato. Entrambi sono stati espulsi e accompagnati nei centri per il rimpatrio. Ad operare la squadra mobile Euganea dopo appunto la denuncia dei residenti che avevano accertato che i due indagati sostavano stabilmente sotto i portici di uno stabile adiacente ad un bar. Con questa notizia termina questa prima edizione, vi lascio le previsioni del tempo, l'informazione torna questa sera a partire dalle 19:30 con l'edizione trevigiana. Buona domenica, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica inizia ad aumentare, tempo generalmente più asciutto. Vediamo il dettaglio di domenica 21 maggio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con addensamenti nuvolosi nelle prime ore, poi alternati a spazi di sereno, non del tutto esclusi dei veloci temporali sui rilievi. Temperature in locale aumento, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra i 24 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o in prevalenza poco nuvoloso, con qualche temporale pomeridiano sulle zone montane. Soffierà ancora bora moderata su pianura e costa. Temperature minime sui 15-17 gradi, massime intorno ai 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la giornata inizierà con nuvolosità variabile. Con il passare delle ore il sole sarà più presente. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime infine sui 26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.